Sta andando forte, come direbbe qualcuno, importante non fermarsi perché c'è ancora tanto. Amici del CUS Palermo, un saluto da Salvo Geraci, benvenuti ai cantieri navali di Palermo. CUS Concadoro Monreale, 12ª giornata del campionato Under 19 Sicilia, girone A palermitano. Praticamente il stesso gruppo di giocatori aveva già giocato. Lucchese parte adesso, calcia verso la porta e Procida si tuffa in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Concadoro Monreale che sfrutta il momento. Pallone messo col destro, poi il colpo di testa largo da parte di Spedale. Fischia l'arbitro. Destro verso la porta, traversa, colpo di testa fuori. Davanti lo specchio di Calvaruso, vicinissimo all'1-0. Occhio al Concadoro in difesa, recupera tutto Undiemi, finta il cross, rientra sul destro, altra finta, sinistro di Undiemi e Alisena ci mette i guanti. Tutti in area, poter colpire di testa il pallone, colpo di testa che arriva sì, e c'è il CUS Palermo in vantaggio con il gol da parte di Molina, 1-0. L'altissimo Pappalardo è posizionato proprio all'altezza del primo palo. Batte in porta Lucchese. Il pallone finisce fuori. Contrasto con Balsano protagonista, ma c'è la fine del primo tempo. Fischiata dall'arbitro, 1-0 per il CUS Palermo. Fischia l'arbitro con Molina, pallone verso il secondo palo, il tocco a riproporre con il pallone però già fuori. Dagnare alla propria squadra la rimessa dal fondo, sbagliata però, riceve Molina, punta dalla distanza Molina, non va lontana dalla porta, allarga, c'è la presa di Undiemi in avanti per San Filippo, prova a sterzare, prova a conquistare il calcio di rigore che conquista. Vediamo un po'. San Filippo, la parata di Alisena, il pallone rimane lì e c'è il fallo in attacco, fischiato dall'arbitro, sbaglia il calcio di rigore il CUS Palermo, ma salva lui. Undiemi prova il destro da fuori con la respinta sulla traversa da parte di Macaluso, poi si prende il pallone, battuta affidata proprio a Guida che stavolta aspira all'assist. Parte il suo destro dentro, pallone che passa, arriva al destro di Capizzi, fuori però. Va Lucchese. Procida doveva sistemare ancora la propria barriera, adesso si può andare. Con il destro di Lucchese, oltrepassa la barriera, Procida si allunga. Di poter pareggiare la partita in qualsiasi momento, ma Mamone adesso ha l'opportunità di correre. Mamone, il tiro e la risposta del portiere 200 alto. Mamone, anche Molina non è molto vicino al pallone, servizio in area di rigore con il destro in porta e c'è il gol di Rincione, il pareggio del Concadoro Monreale. Non era affatto scontato il vantaggio del CUS Palermo. Rincione ha battuto Procida 1-1 contro la barriera in maglia blu, contro Macaluso. Parte Guida sul primo, Macaluso si distende e mette in calcio d'angolo. Tutto o niente per Mario Guida. Parte Guida, largo. Arbitro che ha fatto ripetere la rimessa laterale, finisce qui dopo 6 minuti di recupero e 1-1 tra CUS Palermo e Concadoro Monreale.